È stato sempre tutto profondamente triste, anche se io ero molto piccola, però io ho un ricordo molto vivo di queste due persone dolcissime, creature veramente uniche. Lei era la sorella della mia mamma e lui era il cugino di mio papà. Era visibilmente commossa la nipote di Angela Caivano Orvieto e Guido Orvieto davanti alla posa delle pietre di inciampo con i loro nomi, davanti a quello che durante la Shoah era il loro negozio in Corso Palladio al Civico 84. Una breve cerimonia, ma densa di significati a futura memoria. Ecco, l'inciampo non vuole essere appunto un elemento negativo, bensì l'occasione per riflettere. Mentre i ragazzi passeggiano con un gelato, con un bicchiere in mano, ecco, in qualche modo festeggino a una città che non è più quella purtroppo degli orrori, ma una città cosciente del presente che guarda al futuro con grande speranza. Per Vicenza si tratta della posa delle prime pietre di inciampo, un segno che testimonia la volontà dell'amministrazione comunale di condannare tutti i totalitarismi, ricordando le vittime che hanno provocato. Noi abbiamo subito molte strumentalizzazioni sul fatto che abbiamo modificato la clausola antifascista, in realtà l'abbiamo rafforzata perché siamo contro ogni forma di totalitarismo. Questi sono gesti e prove concrete della nostra posizione e del nostro credo, e quindi credo che sia anche una posizione di serietà da parte di questa amministrazione.